2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati a tutti, Brescia Belesa, attenzione alle 3 domande di oggi. Armando Diaz, chi fu Armando Diaz a cui Brescia ha dedicato una via? Un generale della prima guerra mondiale, un generale della seconda guerra di indipendenza oppure un famoso notaio bresciano? Il dialetto, la gatola, che cos'è la gatola? È il gatto, il bruco, quelle cose schifezze, le zampettine, tutte pelosette, oppure la cucina? Poi attenzione, oltre a Paolo VI, grande papa bresciano, secondo un'antica iscrizione vi fu un altro papa di origini bresciane. Chi fu costui? Martino IV, papa dal 1281 al 1285, Adriano VI, papa dal 1522 al 1523, oppure Clemente X, dal 1670 al 1676? Tra pochissimo andiamo a sentire che ne sanno i bresciani, restate con noi, grazie. La signora Guerina, sì. Ma è un nome particolare, Guerina. Certo, perché sono nata in tempo di... Di guerine. Sì, però effettivamente guerine, anche c'è il guerino anche maschile. Certo, certo. Senta Guerina, Armando Diaz, a cui Brescia ha dedicato una via Armando Diaz. Chi fu? Fu un generale della prima guerra mondiale, il generale Diaz? Fu un generale della seconda guerra di indipendenza o fu un famoso notaio bresciano? Beh, io dico un generale della prima guerra mondiale. Generale Diaz. E la gatola in dialetto bresciano? È il gatto, è il bruco o è la cucina? È il bruco. A lei se vede una gatola sì, che fa? Sì, ho paura. Mi fa senso. Senta, oltre a Paolo VI, papa bresciano, Paolo VI, Giovanni Battista Montini, secondo un'antica iscrizione ci fu un altro papa di origini bresciane. Chi fu? Martino IV, si torna indietro nel 1300, Adriano VI 1500 o Clemente X? Io dico Clemente X, però non lo so. Un po' di clemenza, Guerina, Emanuele, ciao Emanuele, Baldo giovanotto. Chi fu Armando Diaz a cui Brescia ha dedicato una via? Un generale della prima guerra mondiale, un famoso generale della seconda guerra di indipendenza o un famoso notaio bresciano, caro Emanuele? Generale della prima guerra mondiale. Ah, conosci la storia, Beh, è la base della storia che insegnano a scuola. Bravo, eri forte in storia? Me la cavavo, dai. A copiare, vergognati. La gatola, che cos'è la gatola? È il gatto, il bruco o la cucina? Sono quei bruchettini odiosi, orrendi, bianchi che fanno la bava che si attaccano agli alberi. Mazzo, che va la caccia di gatole? No, però ogni tanto quando si vedono gli alberi ricoperti di queste tipo ragnatele bianche, sono pieni di gatti. E gira alla larga. Sì, abbastanza. Oltre a Paolo VI, pare che a Brescia, nel bresciano, ci fu un altro papa, insomma, si torna indietro un po' di anni, Martino IV, Adriano VI o Clemente X? Non mi dica se sai pure questa, Emanuele, perché... Adriano VI. A caso. Almeno l'ha ammesso. Ed ecco, sveliamo le risposte della puntata di Brescia Belesa di oggi. Armando Diaz, insomma facile, un generale della prima guerra mondiale che subentrò a Luigi Cadorna. La gatola, eccolo qui, guardate che schifezza sta cosa, questa è la gatola, il bruco, il bruchetto, tutto pelosetto che infesta le piante. E oltre a Paolo VI, il papa di origini bresciane fu Adriano VI, papa dal 1522 al 1523. Perché diciamo questo? Perché sull'architrave in pietra del portale della piccola chiesa di San Nazzaro e Celso di Renzano, frazione di Salò, è scolpita un'iscrizione la quale sembra certificare che Papa Adriano VI fosse nato proprio a Renzano in provincia di Brescia, frazione di Salò. Grazie a tutti, alla prossima!